innanzitutto se è a conoscenza dell'episodio delittuoso che è oggetto di questo processo, cioè del sequestro del Duca Grazioli. Sì. Ecco, se ci dice in che circostanze ne è venuto a conoscenza e se conosce gli autori o i presunti autori di questo reato. Io, diciamo così, sommariamente vorrei far più fede ai verbali che feci nell'83, credo. Insomma, sono passati molti anni. Lei ne ha parlato nell'83. Cose non fatte Ecco, personalmente, allora intanto non fatte personalmente, e quindi magari la domanda del pubblico ministero era da chi aveva avuto informazioni di questo tipo. Credo da Giuseppucci, Abbatino, insomma non ricordo, insomma, più o meno ecco, le persone che mi dissero alcune cose furono componenti del gruppo del quale poi ho fatto parte. Questo in libertà o in stato di detenzione? Ma penso in tutti e due gli stati. In più riprese, in più occasioni? Sì, penso di sì. Se ci dite innanzitutto queste persone, poi magari ci torniamo sulle circostanze. Ho fatto due nomi, Giuseppucci sì, e Abbatino. Ce ne sono anche altre. Quali sono queste persone? Una risposta, Presidente, io mi oppongo difatti alla domanda, l'avvocato Mele si oppone alla domanda fatta dal pubblico ministero. È inutile che formalizzi l'opposizione perché non è prevista una opposizione formale, è sufficiente l'obiezione che alla domanda anticipi la risposta. Se il pubblico ministero può fare delle domande più specifiche, non un invito al ricordo generico, ma persona per persona. Prima chiedo la domanda. Se queste persone... Intanto il metodo può essere, intanto fare il nome di una persona e sapere se la conosce. Dopo che la conosce, se ne ha avuto frequentazione. Se ne ha avuto frequentazione, a proposito di questo argomento, se ne hanno parlato o no, quando e a che finalità. Facendo in questo modo non succede niente. Invece se si dà un tono, come dire, discorsivo e accattivante, l'esame cambia natura. No, io ho chiesto soltanto gli autori di questo sequestro chi sono? E come lei ne è venuta a conoscenza? Secondo di ciò che io ricordo furono due gruppi insieme a quello che mi era stato detto che parteciparono a questo sequestro. Un gruppo era della Magliana, Viale Marconi, insomma gente che era più o meno di quel posto, e un altro gruppo di Montespaccato. Aspetti un momento, il pubblico ministero, se può essere un po' più preciso nelle domande, lei risponde, siccome ha domandato chi sono gli autori e da chi lo ha saputo, la domanda è troppo ampia e quindi ovviamente finisce al sentito dire la risposta. Evitiamo questo sentito dire, cerchiamo di isolare le fonti e gli episodi specifici. Allora, l'episodio è... Allora, lei ha citato Giuseppucci, se non erro, quindi. Sì. Non vorrei... Cosa le riferì Giuseppucci? Giuseppucci, sul punto un giorno, credo mentre andavamo a Fiuggi, dove c'era Cutolo in un albergo, mi parlò un po', ma così insomma in modo abbastanza generico, del sequestro, dei problemi che aveva comportato. Ora, insomma, non è che ricordo. Ma questo in che anno? Questo viaggio a Fiuggi? 78 credo. Subito. 78, sì. Sì, perché poi io fui arrestato nel 78, alla fine del 78, quindi sicuramente l'estate del 78. C'è questo fatto. Ecco. Gli indica gli autori del sequestro? Mi parla di lui, di Abbatino, Nicola Figli, Mastro Pietro, Danesi, del gruppo Picone, del gruppo della Magliana, ma me ne parla, ora se me ne parla lui, insomma me ne ha parlato sicuramente tra lui, Abbatino, Colafigli, insomma io il ricordo preciso di chi mi abbia detto con precisione è stato Tizio, è stato, insomma,
è passato troppo tempo per metterlo a fuoco adesso in questo momento. Sicuramente comunque le persone con le quali ne ho parlato, insomma, diciamo genericamente sono loro, però in modo più specifico poi dire Giuseppucci mi ha detto i nomi, mi ha detto come si sono svolti i fatti, o Abatino mi ha detto i nomi, mi ha detto come sono svolti, insomma non ce la faccio a ricordarla. Ecco. Però ne abbiamo parlato di, Allora, se di alcuni particolari magari. Non mi voglio sostituire al pubblico ministero, però se intanto dice a che titolo, a che scopo gli faceva queste informazioni, è il momento di chiarirlo. A quel tempo si andava costituendo un gruppo un po' più ampio, eravamo un gruppo da Ciglia e loro, insomma, si stava formando quello che poi è stato definito, insomma, la banda della Magliana. Ecco, allora se ci precisa cosa intende lei per gruppo banda della Magliana e gruppo di Acilia, innanzitutto da qui ha citato adesso, che rapporti c'erano al 78? E come lei viene... Basta, non mettiamo troppe domande insieme, se no una è sufficiente alla volta. Quindi a cosa devo rispondere? Tanto nel gruppo di Acilia chi era e che attività faceva? Uscivamo dal carcere da poco, io, Selis, Toscano, c'era Libero Mancone che invece era libero. E, insomma, c'erano i primi approcci sia tra di noi e poi tra di noi come gruppo da Ciglia, con loro come gruppo già più organizzato di noi, insomma noi eravamo un po'... Il gruppo di Acilia nasce dopo quello della Magliana. No, ma non era neanche un'aggregazione già esistente, eravamo un po' tutte persone che chi per un modo, chi per un altro, uscivamo dal carcere allora e insomma prendevamo i primi contatti. Io Toscano lo conobbi alla mia uscita dal carcere, Selis uguale, Girlando anche, insomma. Mettere i nomi oltre i cognomi? Come? I nomi oltre i cognomi, Toscano, sì, Toscano Edoardo, Selis Nicolino, Girlando Giovanni e Mancone Libero. Quindi non era un vero e proprio gruppo, non c'era nessuna associazione dal carcere che avevano qualche non contatto. c'era nessuna associazione precedentemente. Conobbi Girlando che a sua volta era amico di Selis in carcere e cominciai a frequentare loro, poi uscì Toscano, anche lui, insomma, ecco, via via che qualche persona usciva, insomma più o meno si formò questa sorta di gruppo che, senza alcuna organizzazione dietro, che poi insomma ci appoggiammo un po' a loro che erano già, insomma, questo nel tempo, ecco, non è stata una cosa. Di che anno parliamo? Io parlo sempre del 78. 78. Il gruppo della Magliana, che ha detto, da chi era composto al tempo, al 78? Giuseppucci. Che di nome? Franco. Abatino Maurizio, Colafigli Marcello, Mastro Pietro Enzo, Danesi Renzo, Paradisi Giorgio, Picone Giovanni, Castelletti Emilio. Allora, di queste... Non mi ricordo. Intanto vediamo se queste conoscenze nascono per una frequentazione diretta oppure per riferimenti. Cioè lei tutti questi li ha conosciuti personalmente? Sì. E con tutti questi le risulta che ci fosse, fra tutti questi ci fosse un vincolo associativo? Come le risulta? Con alcuni di loro ci ho anche commesso dei reati. Con alcuni? Sì. Alcuni e gli altri con cui non ha commesso reati chi sono? O se preferisce il contrario? O se non se ne ricorda tutti? Sicuramente con Picone Giovanni non ho commesso reati. Non ha commesso reati? Mastro Pietro Enzo anche, no. Con Picone Giovanni sicuro al 100%, perché credo che in Picone Giovanni poi si sganciò e non prese parte neanche Mastro Pietro e Danesi poi dopo un certo periodo di tempo la domanda è come fa, se non ci ha commesso reati con questi, a sapere che erano associati nella banda? Ci siamo conosciuti, insomma, abbiamo
Avete? Siamo stati un po' di tempo insieme, non so, abbiamo fatto una rapina per esempio a... Va bene, se torna a parlare di quelli con cui ha fatto il reato mi riesce però abbastanza. su questa rapina c'è la partecipazione di un po' di persone. Prima di Colleferro che c'è un... Quelle persone che lei ha nominato, anche se non ci ha commesso reati insieme, partecipavano ai profitti dell'attività. Sì, come abbiamo fatto una rapina insieme con Paradisi, Mastro Pietro, credo. Poi chi c'era? Non me lo ricordo, insomma, a Palestrina. Palestrina cosa c'era? Credo una sorta di ufficio postale, non so se fosse proprio un ufficio postale, rapinammo 100 milioni che non le paghe di un ospedale, credo. E questo nel 78. Diciamo che in realtà ancora non era formato effettivamente il gruppo a quella data, però insomma era in via di formazione. E ora con precisione però insomma sono passati ecco, no, ma ora 78 sono 17 anni, diciamo le fonti o come si viene a conoscenza del fatto che due persone... Ma ora interessa capire se nel 78, quando ebbe quelle confidenze nel viaggio che fece, come disse, a Fiuggi, e ci fosse uno scopo pratico, e lei ci ha detto poco fa che lo scopo era quello di allargare, diciamo così, il reclutamento dell'organizzazione. Sì. Era per questo che aveva questa confidenza? No, io e Giuseppucci andammo insieme da Cudolo, Cudolo era latitante, cioè non era un viaggio, sicuramente ci vedeva complici, quindi diciamo questa sorta di complicità che anche se ancora, io insomma non credo fosse già effettivamente formato il gruppo a quell'epoca, però diciamo poneva le basi per poter parlare anche di altro, cioè visto che si andava da Cudolo e non si andava sicuramente insomma a fare una cosa non lecita, ecco. Cioè, insomma i presupposti per parlare anche di altro c'erano, ecco, questo. Ecco, ora in questa comunicazione che lei ha ricevuto c'era anche l'indicazione di quanto era stato realizzato da questo sequestro, come era stato ripartito? No, Giuseppucci così sembra mi parlò di alcune difficoltà della gestione logistica che insomma che c'erano state, ora non ricordo bene cosa. Il riscatto era già stato pagato? Quando lei ebbe Sì, no, ma il sequestro a quell'epoca era già concluso, era stato pagato il riscatto. Sull'omicidio le disse qualcosa, sulla morte del... Io seppi, non so se da lui o da Abatino o da qualcun altro, però, insomma il sequestrato era stato ucciso perché aveva visto in faccia uno dei carcerieri, credo, e che quindi... Il nome di questo carceriere è mai uscito da queste informazioni? Non gliel'ha detto nessuno? Non l'ha mai specificato nessuno? Della somma pagata per il riscatto ne parlò Giuseppucci? No. E non dico dell'entità della somma, di come venne utilizzata questa somma? Non lo so, io ho avuto una banconota, credo da 1000 franchi, credo me la dette Selis, sì. Seppi che era una banconota che proveniva dal cambio dei soldi del riscatto. Anche svizzeri o anche svizzeri? Anche svizzeri. Che ne fece di questa banconota e in che circostanza la ricevette? E lo rammento. La ragione per cui gli viene considerata questa banconota? Ma c'era, con Selis andava costruendosi, insomma, questo tipo di rapporto che poi si è consolidato fino a formare un gruppo, non lo so, forse, non mi ricordo, mi ha dato per qualcosa sicuramente, magari ho fatto qualche favore, non mi ricordo. Però la detti a Travaglini che me la cambiò
la cambiò e mi dette i corrispondenti, circa 500.000, credo. Circa. Sì, Selis Nicolino. Del sequestro Selis era a conoscenza? Sì, mi disse, lui, quando, io credo di averlo saputo da lui che questa banconota era, aveva origine visto che me la dava, poi con precisione adesso, però so per certo che, o per averlo saputo in seguito, comunque so per certo che quella banconota proveniva poi se fosse veramente o no, ciò che comunque mi è stato detto in un momento o in un altro è che apparteneva al cambio del riscatto. Oltre alle persone oltre a Giuseppucci e alle altre persone che hai indicato prima, chi partecipò al sequestro? Oltre al gruppo che lei ha indicato prima? C'è un altro gruppo di cui non conosco nessuno, tranne che una persona che vidi una volta perché stavo insieme ad Abatino, a Giuseppucci sicuramente, poi non ricordo chi altro c'era, però qualcuno comunque del gruppo della Magliana. E c'era questa persona o due di Montespaccato, ma me la ricordo perché aveva dei tratti somatici abbastanza, era moro, basso, gli occhi un po' particolari. Come? È quasi un taglio cinese, insomma, un po'. Però insomma, io di quel gruppo non conosco come nessuno. Si chiamava questa persona? No, mai saputo come si chiamava e so perché credo me lo disse Abatino che quella persona era una delle persone che aveva partecipato, o lui me lo disse o Giuseppucci. Questo riferimento a Montespaccato che cosa vuol dire? Andammo noi quel pomeriggio. Cos'è un paese, una località? Sì, quel pomeriggio siamo stati 2 o 3 ore insieme, andammo in quel posto, poi da lì presero le macchine e loro tutti insieme andammo a Viale Marconi, vennero insieme, sono stati 2 o 3 ore insieme. A Montespaccato cos'è una località, Sì, un quartiere? Cos'è? Sì. Senta. Perché è significativo per l'attribuzione, per l'identificazione di questo soggetto? Ma io credo di esserci stato poche volte, una di quelle poche volte è questa, non lo conosco neanche. Qualcuno gli ha detto di dove era originario, se lei ha conoscenza? Siciliano, chiamavano il siciliano, ecco, io lo conosco per il siciliano, non per il nome. E se ci dà più in dettaglio, se prosegue nella descrizione della corporatura? Ma più o meno c'aveva l'età mia, più o meno alto come me, forse un po' più tarchiato, un po' più robusto. Di quanto è alto per capire, per iniziare a 71. 72. Il Giuseppucci gli indicò quali erano gli autori materiali di questo sequestro, gli esecutori materiali del sequestro? No, non sono in grado di poterlo. Perché lei, c'è una circostanza del genere, in dettaglio la riferì al giudice istruttore, al tempo il dottor Catenacci, siamo nel 1983, al quale appunto Giuseppucci mi parlò del sequestro di Luca Grazioli e mi disse che aveva parlato a lungo con l'Abatino di come condurre avanti l'operazione. Mi fece capire che lui e l'Abatino erano conduttori del sequestro, mentre gli esecutori materiali, sempre del Giuseppucci, sarebbero stati Danesi, Renzo, Castelletti Emilio, Paradisi Giorgio, Colafigli Marcella e il siciliano del Trullo, con altri 2 o 3 ragazze. Questo nell'83 siamo. Sì, ma io la premessa che ho fatto all'inizio è sicuramente, diciamo, i ricordi dell'83 sicuramente sono più, cioè oggi ricordare quello che mi ha detto Giuseppucci. Ecco, questo divario fra il Trullo e il Montespaccato, per esempio. Sì, no, ma può essere confusione, cioè, Montespaccato perché poi magari ne ho anche, insomma, ne ho riparlato di queste cose, ora ecco, ricordo di Montespaccato, però io magari parlavo prima con una persona, mi diceva
una via. No, ma chiariamo una cosa. No, dicevo, io di Roma so girare però le vie, i posti. Piano. Il pubblico ministero le ha fatto questa contestazione. Sì. Ora lei sta dicendo che al momento... Mi ricordo di allora poi ne ha sentito parlare anche dopo. Allora la domanda è, e cioè la risposta dovrebbe essere quella di chiarire se le informazioni che ha avuto successivamente le sembrano più attendibili delle prime oppure se sono tutte sullo stesso piano di attendibilità. Comprende la domanda? Sì. Ma io la località Trullo e Monte Spaccato forse non lo so, magari cioè, non la conosco, non le conosco bene come denominazione, ecco questo, anche se uno anche una via. Ma lei vuole dire che quindi indicare il Trullo Monte Spaccato? Cioè, no, la cosa certa stesso? sicuramente di cui posso parlare è del siciliano oppure di questa riunione via Marconi, di questo gruppo che poi ho sentito dire come gruppo di Monte Spaccato. Ora che io so che quel giorno sono stato a Monte Spaccato, per me ecco, non lo so che io quel giorno, perché era la prima volta che andavo, quindi ecco. Allora, con la figlia di Marcello ne ha parlato di questo sequestro? Probabilmente sì, ma ricordi precisi non ce n'ho. Ma poi forse... sempre davanti al giudice istruttore, siamo sempre nel lontano 6 dicembre del 1983, ne parlò con una precisazione. Perché la contestazione? Queste forme di lettura sono previste come contestazioni. E allora, mentre l'ho tenuto con lui, preciso che Zeris mi disse, mentre l'ho tenuto con lui a Re Bibbia Nuovo Complesso, con la figlia di Marcello mi confermò in carcere di aver partecipato al sequestro Graziani insieme a Badino, Danesi, Giuseppucci, Castelletti, Paradisi e al Siciliano, percependo un compenso pro capite di circa 70 milioni. Sì. Ecco, Zeris mi disse, eccetera. 6 dicembre, Il verbale. 6 dicembre 83, 16:30, 6 interrogatori. Ecco, io in base a dichiarazioni di questo tipo, no? No, qua No, posso do una lei ha detto spiegazione. che non si ricordava se con la figlia avesse mai parlato, Sì. invece il Ministero le ha contestato che davanti al giudice istruttore Catenacci lei ha detto che lo stesso con la figlia le disse chi erano stati e quanto gli aveva toccato di... Si ricorda qualche cosa a seguito di contestazione? Probabilmente sì, insomma è una cosa, è un'affermazione vera, cioè non è... anche se di preciso bene, sicuramente con quella figlia ho parlato di qualcosa di questo sequestro. Ora però poi dopo non ho un ricordo preciso di queste cose, ma insomma sicuramente ne ho parlato. Quando si è venuto Siamo stati tenuti insieme, si è parlato. In libertà o in carcere? Ma quasi, forse più in carcere a Re Molto Bibbia. tempo dopo questo sequestro o subito dopo? No, non ricordo. Non lo so. Ritornando un attimo al cambio di quella banconota, chi gliela cambiò materialmente? La consegnai a Travaglini nel suo autosalone, credo il giorno dopo, mi dette 500. il corrispettivo. Nient'altro, Presidente. Una cosa, a seguito delle sue dichiarazioni viene instaurato un processo.
A seguito delle sue dichiarazioni alla giudiziaria nell'83, no? È una domanda o una Sì. comunicazione? No, una domanda. Allora, per farlo sì. entrare nel conto. Quali sono state le conseguenze di questa sua dichiarazione, se lo sa? Delle Se dichiarazioni il giudice istruttore fatte, Catenacci ha dato seguito a queste sue confidenze ma in merito a questi fatti specifici o in merito ai principati specifici o anche ad altri. che merito al completo. mi sembra che uscì la notizia di È questa stato sentito in altre sedi giudiziarie, oppure quando dice che uscì la notizia intende riferirsi alla stampa? cosa. Sì. Ah, la Poi- stampa ne parlò? Sì, Quale stampa? mi sembra. O ne parlò, ora non ricordo se ne No, è parlò di me importante, o se lei o se ne parlò di quando abbia fece le dichiarazioni di pazienza. Sicilia. Se lei dice che ne parlò No, ma alla io in stampa, seguito non credo. è interessante per la Corte perché è possibile stabilire l'epoca nella quale lei ha avuto queste informazioni. Se invece non è uscita sulla notizia sulla stampa, questa Ma possibilità se sono non c'è. uscite, ora adesso io ricordo che uscirono sulla stampa uscì qualcosa, ma forse quando fece le dichiarazioni di Sicilia. Mi pare che è un'altra l'epoca però. Ma non molto, No. sì, è un'altra Questa è l'epoca. l'unione dell'83. Sì, sì, ma guardi, però è facile, cioè, che poi uno ma io non le sto trasporti, dicendo- siccome le vicende sono, diciamo più o meno, ci sono delle vicende che sono simili, no? Vissute. Ma interessa alla Corte controllare Sì, sì. i dati che lei Io non fornisce? credo che ci sia stato da parte di altre autorità giudiziarie Non un le seguito a questa cosa, che non mi ricordo. Non è a sua conoscenza, o comunque non lo ricorda. Nient'altro. Altre domande? Finito? Produce questo verbale? No. Questo è il 6 sul punto. Parte civile? Domande? E 6. 16. Parte civile deve fare domande? Presidente, vorrei... E della parte civile? Ho già detto. Non ho sentito. Sì, io l'ho sentito perché ce l'ho al fianco. Allora, meno male che c'è l'avvocato Meli a fianco alla parte civile, così ci comunica le sue determinazioni. Prego, chi deve fare domande? Presidente, Avvocato Chinni? vorrei fare domande io, Presidente. Ho detto che... Se non c'è accordo sull'ordine, io seguirò l'ordine alfabetico, capito. perché non intendo entrare nel merito delle strategie vostre. Se intendete accordarvi, benissimo. Se non siete di accordo, seguirò l'ordine alfabetico degli imputati, questo per chiarezza. L'editto pretorio questo prevede. Va bene? Va bene? Allora, dunque... veramente l'avvocato Chinni difende Tobia, quindi gli toccherebbe molto, molto dopo. Per Abbatino ci sono domande? Per Castelletti, avvocato Ranalli? Sono pronto ad abbandonare questa forma di interpello. Sì, sì. Presidente, due domande brevissime vorrei Avvocato fare. Meli. Però a questo punto dobbiamo ridare la parola all'avvocato Chinni. Prego. Una domanda semplice. È stato riferito che i suoi ricordi dell'83 sono più attendibili dei ricordi successivi, così ha detto. Mi voglio fare questa domanda. Ha letto di recente notizie dalla stampa relative a questo fatto? No, Neanche quelle riportate sul Messaggero ripetutamente? no. Avvocato Mele? Il Lucioli ha detto poc'anzi di aver appreso queste Lei faccia il notizie. controesame, non ci Sì, spieghi sì, cosa sì, sì, vuole. Lucioli, dico Lucioli. Lo indico come cognome. Lei ha detto di aver appreso da queste circostanze relative al sequestro del Duca Grazioli da Giuseppucci. È vero? Sì, Allora, a contestazione, vorrei sapere per quale motivo lei, interrogato il 6 dicembre del 1983 innanzi il giudice istruttore Ferdinando Imposimato, ha detto che Abbatino e Colofigli mi parlarono del sequestro Grazioli e ha riprecisato nello stesso atto
che Colafigli mi confermò in carcere e non parla di Giuseppucci. Perché questa discrepanza? Non lo ricordo. Dice, domanda all'avvocato, c'era un motivo di dire No, Imposimato una cosa che aveva detto, aveva detto no. Può darsi che Imposimato mi abbia domandato solo di Abbadini e Colafigli perché Giuseppucci era morto. No, il contenuto, guardi, le ricordo che il contenuto del suo interrogatorio è chiarissimo. Lei dice, confermo che Abbadino e Colafigli mi parlarono del sequestro a Grazioli. Può darsi che lui mi abbia chiesto, Abbadini e Colafigli gli hanno parlato e allora confermo di sì. Cioè. E confermo, Cioè, sappiamo che nella prassi non ho negato comunque che Giuseppucci mi abbia detto. evidentemente assunto. Perché Quindi lei non ha cerchiamo di parlato di evitare delle confusioni che nuocerebbero alla lealtà dell'esame. Certo. Perché lei non ha parlato di Giuseppucci come oggi ci è venuto a dire quando ha reso questo interrogatorio? Come fonte dei suoi racconti? Ma non lo ricordo. Quella di Giuseppucci. Quindi lei adesso in buona sostanza sta dicendo che probabilmente non ha preso da Giuseppucci questa No. notizia. Un'altra cosa. No, non dico questo. E cioè che dice? Me lo vuole spiegare? Io vorrei capire. Quello che ho detto poc'anzi. Guardi, cosa ha detto poc'anzi? Ha detto Che Giuseppucci andando a Fiuggi mi parlò anche di questo. Ma penso di averlo già dichiarato anche allora questo. Allora, se questa circostanza è vera, sempre a livello di contestazione, per quale motivo lei, quando viene interrogato in un'epoca in cui i fatti sono più recenti rispetto a quelli di oggi, ovviamente, siamo nel 1983, lei questa circostanza così importante non la riferisce al giudice istruttore? Senta, avvocato, Senta, io vorrei chiarimenti, guardi, non... Sì, no, io e ho il diritto-dovere di sì, farle sì, le non domande. io la cosa che rimane comunque dentro una persona è quella sicuramente di una grossa difficoltà innanzitutto di mettere a fuoco i propri ricordi una volta che sono passati 20 anni. Seconda cosa, diventa più difficile ricordare cose dette da altre persone, anche se dette in circostanze per cui uno può ricordare perché sono successe delle cose tipo quella, oppure perché non lo so, insomma. No, l'avvocato ha inteso contestarle il fatto che se era così importante questa confidenza che ha avuto da Giuseppucci e che ha riferito alla Corte, come mai non se ne trova traccia nel verbale del giudice Imposimato? Sì. Non lo so. C'era una ragione per non farlo sapere? Oppure... Ma Giuseppucci era morto allora, quindi quale motivo poteva esserci? Era morto quando fu interrogato lei da Imposimato? Certamente, nell'83. Quindi devo ritenere che i ricordi espressi nell'83 siano ovviamente più precisi rispetto a quello che ha indicato oggi? Avvocato, sicuramente secondo me è logico che quello che io ricordo allora, però tenga presente che anche nell'83 uno parla, no? O uno ha un registratore dove è registrato momento per momento tutta la propria vita, oppure comunque parla con una persona e riferisce delle cose, vengono fuori degli stralci di ciò che è successo. Ma lei, quindi ecco, gli stralci mi di ciò perdoni che è se successo. la interrompo, guardi, questo lo lasci fare a quelli che sono i cosiddetti operatori del diritto. Il verbale di interrogatorio equivale a giustificazione così non finiamo più. Io do una giustificazione di quello che per me interessa sapere è se lei ha motivo di rettificare le dichiarazioni rese al giudice Imposimato oppure no. Se è un motivo? Di correggere, di spiegare. Sì, ma io sicuramente con Giuseppucci ce ne ho parlato di queste cose. Ma questo ce lo ha già detto e lo ha confermato anche dopo la contestazione. Ora in questo momento l'avvocato Mele sta riportando l'attenzione su questo verbale di giudice istruttore Imposimato e vuole sapere se lei in quella sede aveva motivo di dire una cosa per l'altra oppure no. No, assolutamente, una cosa per un'altra no. Senta, un'altra domanda voglio farle, Luccioli. Lei mi pare di ricordare, mi aiuti su questo, che all'inizio della sua deposizione, rispondendo al pubblico ministero,
Fra gli esecutori del sequestro mi ha posto anche Picconi. Sì. È vero questo? Sì. Allora, a contestazione io le dico, come mai lei, interrogato dal giudice istruttore il 6 dicembre del 1983, ha fatto nomi precisi che le sarebbero, per quanto lei assume, stati riferiti, e ha parlato di personaggi in cui il Picconi non è stato citato? Perché oggi lei mi viene a dire, a distanza di tanti anni, che Picconi avrebbe fatto parte, quando questo non risulta nel suo interrogatorio? Mi permetta di dirle, per compiutezza di domanda e di contestazione, che non solo questa circostanza è stata posta doviziosamente all'inizio di questo interrogatorio a cui faccio riferimento, ma alla fine dell'interrogatorio è stato ribadito e riconfermato determinati personaggi che sempre lei avrebbe appreso, nei quali personaggi non figura il Picconi. Finisco ancora, addirittura lei è stato interrogato dal giudice istruttore il 17 febbraio del 1994 e ha riconfermato, al pubblico ministero De Gasperis Andrea è stato interrogato il 17 febbraio del 1994, ha riconfermato sempre quegli stessi nominativi, non ha mai parlato di Picconi. Le chiedo perché oggi mi viene a dire Picconi era inserito in quei nominativi quando risulta assolutamente non vero? Questo sicuramente fa parte della confusione dei ricordi, se così è. Allora devo credere che quello che ha detto oggi è una confusione. No, è che sicuramente Scusi, guardi, io vorrei la sincerità. Posso del domanda. rispondere? Non mi dica no, Sì, eccetera, però, perché però questo... vedete di non Ma sovrapporre. prima io ho confuso il fatto che sul giornale è uscito, ma secondo me è comprensibile una cosa. È il giornale a cui lei si fa Che prima faceva riferimento sicuramente alle dichiarazioni del Sicilia e non alle mie, io le ho attribuite invece cioè se i giornali avevano dato notizia del sequestro di Grazioli. E io ho detto sì, è uscita notizia, invece magari fa parte... lasciando stare le notizie, la sostanza della contestazione dell'avvocato Mele è se lei ha mai fatto prima di ora il nome di Piccone come partecipante a questa organizzazione e se lo fa ora, su quali basi la fa? No, ecco, allora diciamo che allora la precisione di queste cose, se c'è confusione sicuramente la faccio, la confusione su alcune cose, ma è per ricordi che possono sfuggire, che possono ritornare, cioè insomma secondo me non è semplice. Però lei non ha risposto se in questo momento il suo ricordo è nel senso che Picconi abbia partecipato. No, vabbè, diciamo che io non lo so chi ha partecipato e mi è stato detto, quindi ciò che mi è stato detto lo ricordo così, col beneficio del... Ma sul nome di Piccone si porta alle dichiarazioni che ha reso. Diciamo, se non l'ho detto Quindi devo ritenere che quello che lei ha detto negli interrogatori precedenti ovviamente ha validità rispetto ad una possibile confusione fatta oggi, a distanza di tempo. Questo credo di aver interpretato bene, è così, Sì, perché non voglio... questo. Grazie, non ho nessun'altra domanda. Chi vuole intervenire? Posso? Senta Lucioli. Chi è che sta parlando? Avvocato Spinelli, Avvocato difesa Spinelli. con la figli danesi, Prego. Presidente. Senta Lucioli, lei ha fatto dichiarazioni in ordine a questo fatto Grazioli sia al giudice istruttore Vittorio De Cesare, sia al giudice istruttore Catenacci, sia al giudice istruttore Imposimato, tutti nel 1983. Hanno avuto seguito giudiziario queste sue dichiarazioni? Lei è stato poi successivamente sentito da un tribunale, da una corte d'assise in ordine a questi fatti? Da lei dichiarati a questi tre giudici? Mi sembra di no, cioè, non vorrei qualcuno, secondo me no, poi magari... Senta Lucioli, lei nel 1978 ha detto poc'anzi alla Corte che faceva parte di questo gruppo della Magliana, conferma questa circostanza? Nel 78? Sì. Diciamo si andava costituendo, sì, ho fatto parte per un periodo, sì. E com'è che non gli fu detto nulla se faceva parte di questo gruppo che si stava facendo questo sequestro Grazioli?
Com'è? Non ci fu? Non le fu detto niente perché lei riferisce di aver saputo solo in un momento successivo. Sì, vabbè, ma non credo che l'associazione di due gruppi di persone debba per forza fare l'elenco di tutti i reati che abbia fatto. Cioè, insomma, la gente si conosce, si mette insieme, poi piano piano. Cioè, non è che uno si vede un giorno e dice io ho fatto tutto questo, tu hai fatto. Cioè, mi sembra. Comunque a lei al momento in cui veniva operato il sequestro non fu detto nulla, fu detto solo in un momento che fu successivo. operato il sequestro credo che neanche li conoscevo. Ah, quindi lei nel 1978 non conosceva. Quando ha cominciato a conoscere Giuseppe Pucci? Io sono uscito a febbraio del 78 e credo di aver conosciuto Giuseppe Pucci ad aprile del 78. Quindi lei era detenuto nel 1978? Ero detenuto? Era detenuto nel 1978, domanda. Fino a febbraio del 78. Con data di inizio, se lo ricorda? Da agosto del 76. Da agosto? 76. Dal 76. Senta, Lucioli, in relazione a tutte le sue dichiarazioni fatte, non solo in relazione a questo fatto, ma in tutti gli altri episodi, lei fu sentito dalla Corte d'Assise di Roma? A quali altri Omicidio Selis, omicidio Nicolini, associazione della delinquere per la cosiddetta banda della Magliana? Sì, sono stato anche condannato. Senta, sa che l'esito ha avuto per gli altri coimputati questo processo nato dalle sue dichiarazioni? No. Non l'ha mai saputo? No. Quindi è stato condannato solo lei? O No, sono non lo stati so, condannati anche gli altri? Credo siano stati condannati anche gli altri. Ne è sicuro di questo? In quel processo sì. Ne è sicuro. Ma anche il primo grado, il secondo grado o a seguito di annullamento? Non ha saputo che c'è stato un annullamento della Cassazione, un giudizio di rinvio? No, ho seguito le mie vicende, poi mi sono dedicato. Non l'ha saputo questo? Non me lo ricordo. Non lo ricorda, non l'ha saputo, neanche nessuno gliel'ha mai detto? Ma può darsi, ora. Può darsi che vuol dire, mi scusi? Non lo so, Quindi lei esclude che qualcuno gli abbia detto che tutti gli imputati furono assolti perché il fatto non sussiste io comunque sono stato delinquere. condannato, insomma, ecco. Perché lei fu condannato, questo per rapina, perché fu condannato? Per quali reati fu condannato? No, anche per associazione a delinquere sono stato condannato. Non ho proposto appello, oppure ho proposto appello e forse poi E gli altri non furono. Senta, venendo all'ultima, le faccio una contestazione. Lei, nell'interrogatorio che fa il 24 ottobre 83, qui siamo davanti al dottor Catenacci, pubblico ministero anche presente il dottor Nitto Palma, lei riferisce di aver avuto come fonte di informazione Giuseppe Pucci, qui in questo il suo interrogatorio, e dice testualmente: ricorda a questo punto che il Giuseppe Pucci mi parlò del sequestro di Duca Grazioli e mi disse che aveva parlato a lungo con l'Abbatino di come condurre avanti l'operazione. Punto. Le sottolineo questo passaggio. Mi fece capire che lui e l'Abbatino erano i conduttori del sequestro, mentre gli esecutori materiali, sempre a dire del Giuseppe Pucci, sarebbero stati, e qui un elenco di nomi. In altri termini, lei in questo punto dell'interrogatorio dice che esecutore come ideatore... No, io non dico proprio in questo modo. Io glielo contesto perché adesso ne chiedo la produzione, qui invece è detto così. Dal discorso che fa lui, io diciamo che a come lui mi disse, le persone che più si erano dedicate alla fase... per risolvere i problemi che si erano creati. Qui lei è preciso, mi sembra lui che mentre lui e l'Abbatino erano i conduttori, mentre avrà un senso, io sono presenti un magistrato e un pubblico ministero che conoscono bene il senso della lingua italiana, gli esecutori materiali, che vuol dire che esecutori materiali non erano né Giuseppe Pucci né l'Abbatino.
Ma Questo non lo so dice... io se Giuseppucci e Abbadino non Allora hanno cerchiamo di partecipato. capire quali erano i problemi che avrebbero dovuto risolvere. ci avevano avuto dei problemi, Intanto perché- cerchiamo di capire, questi problemi erano insorti Ma prima erano o dopo del ma sequestro? genericamente, guardi, io non, cioè, veramente non sono a conoscenza veramente L'avvocato a fondo. Spinelli le ha fatto una Ecco, lettura questo- e le ha chiesto un chiarimento in relazione a quello che lei ha Una detto. contestazione, Ora, siccome comunque è emerso questo problema, risolvere alcuni problemi, alla Corte interessa sapere se sono problemi che hanno preceduto il sequestro del Granduca Grazioli o se sono problemi che sono insorti durante il sequestro Grazioli o successivamente ancora. Ma io penso sia durante, cioè, Durante. e che tipi di problemi non so, cioè, però ecco. Presidente, io Mi sembra- chiedo mi di sembra- produrre la parte dell'interrogatorio che ho fatto alla contestazione. Ci sono altri interventi? Avvocato Vadia? Senta, un'ultima contestazione. Lei poc'anzi ha detto che Allora, avvocato Spinelli ancora. ha conosciuto questi della banda, dei cosiddetti della banda della Magliana dopo il sequestro, no? Ha detto, lo conferma? Quindi No, io non ho successivamente... detto l'ho conosciuto dopo il sequestro, io non lo so neanche quando è avvenuto di preciso, io sono uscito a febbraio del 78, a loro li ho conosciuti verso aprile, maggio del 78, l'epoca precisa, il giorno preciso non lo ricordo. Va bene. Precedentemente al 78, nel 76, lei Quello conosceva... che posso stabilire è che secondo me quando l'ho conosciuti io, loro non erano in procinto di gestire un sequestro, cioè, secondo me erano abbastanza tranquilli. Ecco, magari io quando parlo poi dico delle cose che sono legate a questi ricordi qui. Ora, se loro il sequestro era già stato fatto o non era stato fatto, non lo so. Allora, le chiedo nuovamente, nel 76 lei è libero, no? Sì. Conosceva No, non persone... conosco nessuno. Allora le contesto che lei nel suo interrogatorio del 15 ottobre Agosto del ha 76. detto di aver fatto nel 76 una rapina con Selis, che era... Nessuno di quelli della Magliana. perché Selis non era della... No, Aciglia, l'ho detto pure prima. Ma come prende... Selis era di Aciglia, Era? era del gruppo di Aciglia e ci andavamo ad unire io, lui, Toscano, Mancone e Girlando. E me lo faceva conoscere Girlando Giovanni. Allora non erano No, Nicolino, Roberto De Concilis, Papera, tutte queste qui, no? La Stecca... No, Roberto De Concilis, quello soprannominato Succhia, partecipò a una rapina dove io fui arrestato. Presidente, ultima contestazione, ho finito. Lei ha detto di aver avuto una moneta dal Selis, o no? Ho Aver capito avuto male. una? Banconota, Sì. che l'ha cambiata, Sì. che preveniva dal sequestro, quindi il Selis aveva beneficiato direttamente o C'aveva dei indirettamente del c'aveva dei provento del contatti. sequestro, secondo il suo assunto. C'aveva dei contatti, era lui che aveva stabilito dei contatti con il gruppo della Magliana, io non li conoscevo assolutamente. Tramite lui, che però... Quindi, e a che titolo secondo lei avrebbe avuto questa banconota? Ma non lo so, io in quel periodo rubavo delle macchine, stavo insieme a lui a Girlando, gli ho fatto 10.000 favori, 10.000 cortesie, probabilmente è per ricompensarmi di qualcosa che ho fatto in quel periodo. Presidente, io qui Mi dava dei soldi, e in mezzo a quei soldi un giorno mi ha dato mi sia questa consentito di sapere dalle sue dichiarazioni che lei fa una rapina del 76 con il Selis, Sì, ad aprile. sì. Che poi successivamente il Selis le dà una banconota che proviene dal sequestro e però lei dice io non so a quale titolo, non si capisce, Non me lo ricordo, non ho detto non e lo che so. non conosce nessuno. Non conosco Di nessuno di tutti quelli, gli altri, li conosce solo successivamente. di quelli del gruppo della Magliana, no, non li conosco io. Precedentemente non li conosco. Ho capito, non ho altre domande. Produco i 2 verbali, Presidente, farò la fotocopia solo della parte della contestazione. Il problema della produzione per stralci va bene finché non vi è contestazione. Io produco tutto. Se vi è contestazione va prodotto l'intero. Li contesta tutti, e li produce tutti il pubblico ministero. Ovviamente Anche questo del se 24 la lettura, ottobre. vorrei chiarire quando almeno la questione è stata molto dibattuta all'inizio di questo nuovo rito
Noi come Corte siamo assestati su questo principio, che il criterio è della parsimonia nelle acquisizioni documentali, che però tutte le volte vi sia discussione sulla univocità delle produzioni per stralci, è necessaria la produzione dell'intero in modo che si tenga conto dello stralcio se è suscettibile di interpretazione autonoma e che sia utilizzabile l'intero tutte le volte che l'utilizzazione per stralcio non risulta producente. Andiamo avanti. Presidente, io produco solo l'interrogatorio del 24, per dove non c'è contestazione non mi sembra corretto che il pubblico ministero produca tutti gli interrogatori, perché il SELI e il Mentre ho fatto questa precisazione, voi avete svolto, mi pare di capire, tutta un'altra discussione fra di voi, quindi la precisazione dell'avvocato Spinelli si capisce in relazione a una discussione diversa da quella verbalizzata. L'avvocato Spinelli dica cosa intende produrre, se per le parti va bene resta così. Io produco l'interrogatorio del 24 ottobre 83 nella parte che ho dato lettura della contestazione che non mette l'Abatino fra gli esecutori materiali del sequestro. E vi sono parti che si oppongono alla produzione per stralcio, prevale la volontà delle parti che intendono produrre l'intero. Si tiene conto della volontà dell'avvocato Spinelli di utilizzare solo una parte. Andiamo avanti. Presidente, io intendo produrre il verbale dell'interrogatorio del L'ha già detto ed è già stato autorizzato, possiamo andare avanti. 6 dicembre 83. E questo ce l'ho io intero. Lei come? Chi vuole intervenire? 4 ottobre ore 10:30, ha fatto diverso. È uguale, anche se è fatto diverso. Sentite, io non vorrei che voi intratteneste la Corte tanto tempo per una questione che potevate predisporre prima. In ogni caso il pubblico ministero è invitato, se non vi è contrasto, a raccogliere per l'intera la produzione. Ove vi fosse contrasto ovviamente verrà investita la Corte e non vorrei perdere troppo tempo su queste questioni. Andiamo avanti. Avvocato Madia. Avvocato Madia per Montegrande. Volevo chiedere al signor Lucioli, nel mondo, nell'ambiente della malavita, se mi fa passare questo termine, i vari gruppi come vengono definiti, come vengono identificati? Vengono identificati per le zone di provenienza? Scusi, le pongo la domanda in un altro modo. Perché si chiama Banda della Magliana? Ma no, ma questo è la Banda della Magliana, è perché parlando col dottor Catenacci si stabilirono i gruppi, il gruppo da Ciglia, il gruppo della Magliana, e poi il dottor Catenacci probabilmente cominciò a scrivere la Banda della Magliana. Nessuno si era etichettato col nome Banda della Magliana, è uscito fuori da lì questo nome. Cioè nessuno, non ci sono dei riti dove qualcuno è uscito fuori da delle dichiarazioni. Completi la frase. Non ci sono dei riti dove qualcuno si assume, ora da oggi in poi noi ci chiamiamo, cioè non ci si chiama banda, quello è. No. È una verbalizzazione per distinguere il gruppo da Ciglia dal gruppo della Magliana. Quando lei parla del gruppo di Acilia, intende riferirsi a persone che risiedono ad Acilia? No, perché poi non eravamo tutti residenti ad Acilia, perché comunque stavamo ad Acilia, ci frequentavamo ad Acilia. Selis credo fosse residente ad Ostia. Ma questo linguaggio, diciamo, che si usa nell'ambiente della malavita è riferito anche ad altre borgate di Roma? Quale linguaggio, scusi? Il riferirsi a gruppi di persone per non lo so, borgata di provenienza? E che ne so? Beh, per la sua esperienza. Ma scusi, ma io vado in giro per le borgate a sentire, non mi sembra... Vabbè, grazie. Avvocato Oliviero. Lucioli, in relazione a quella banconota, mi sa indicare la data di ricezione, la stessa? No. Senta, parlava di un altro sequestro, il sequestro Filippini. Ebbe notizie in relazione a questo sequestro Filippini? Filippini? Da parte del Selis? Non ho sentito parlare, ma non ricordo, non c'ho ricordi. Allora gli contesto che nel
le contesto che nell'interrogatorio del 6 dicembre 83 già prodotto dal pubblico ministero, 6 dicembre 83, le riferisce che, dunque, che questo sequestro Filippini, a detta del Selis, sarebbe stato organizzato da Danilo Bruciati, Vannicola, Pellegrinetti, Andreucci. Io ho detto eccetera. ne ho sentito parlare ma non c'ho ricordi. No, la mia domanda è questa: gli ha detto Selis o no? E non me lo ricordo. Sa che fine ha fatto questo processo? Come si è risolto? No. Basta, Presidente. Interventi? Qualcuno vuole intervenire ancora? Abbiamo finito? Mi pare che nessuno chiede la parola, vero? Va bene, io domande non ne ho fatte, mi sono intromesso varie volte per ragioni di razionalizzazione, per risparmiare il tempo dopo. Se avete da fare opposizioni a questi miei interventi avete la piena facoltà di farlo. Pubblico Ministero, per concludere l'esame. No, nessuna domanda. Anzi, scusi, no, Presidente. Allora, ritorniamo su un punto che ha formato oggetto di contestazione. Allora, Abbatino e Colafidi le parlarono del sequestro? Sì. Sì. Le indicarono che ruoli avevano avuto nel sequestro? No, ma non sono neanche in grado. Allora, se me l'hanno detto, non sono neanche. Allora io le contesto che nell'interrogatorio del 9 novembre dell'83 le disse: al riguardo ricordo che l'Abbatino e Colafigli mi dissero di aver eseguito il sequestro Sì, Grazioli. ho detto, ma non me lo ricordo. Ora a questo punto qua basta così. Una contestazione di una Va bene, può andare, grazie. Presidente, Avvocato Oliviero, resta inteso che c'è produzione, ma da parte mia, di quel verbale del 6 dicembre in relazione proprio alle dichiarazioni avute da Selis in relazione al sequestro Filippini, e poi c'è una riserva ovviamente di produzione della sentenza con cui questo processo con Abruciati, Pellegrinetti eccetera si è risolto con assoluzione piena. Va bene, se lei può andare.